Buongiorno a tutti, attendiamo qualche minuto che arrivino tutti i partecipanti. Buongiorno a tutti, vedo che il numero di partecipanti si è già, insomma, già raggiunto un livello abbastanza alto. Direi che possiamo iniziare. Era previsto un saluto iniziale da parte del direttore Luca De Pietro, insomma porto il suo saluto a tutti voi e si scusa per non essere qui. Purtroppo, sì, purtroppo ha un altro impegno e quindi non, vi saluta comunque. Direi che quindi possiamo iniziare col tema della giornata. Come tutti sapete, lo scorso weekend, insomma il 25-26 giugno, abbiamo effettuato la migrazione dal vecchio al nuovo applicativo e adesso a disposizione degli enti c'è il nuovo sistema. Eh, un attimino solo che condivido le slide. Ok. Quindi in questo webinar approfondiremo alcuni aspetti della nuova interfaccia. Alcune indicazioni, il webinar sarà registrato, registreremo l'audio e il video e registreremo anche le domande che verranno poste in chat. Renderemo disponibile il materiale dell'evento, quindi la presentazione, il filmato online e le domande anche queste le renderemo disponibili online con le relative risposte. I manuali sono a disposizione degli operatori, sono pubblicati sulla MyExtranet, il manuale utente e il manuale operatore. Convocheremo altri incontri, insomma, per fare ulteriori approfondimenti, sia funzionali che tecnici. Abbiamo già fatto quindi un primo incontro lo scorso 17 giugno di presentazione, poi abbiamo fatto un altro incontro tecnico con le software house che hanno integrato i loro prodotti la settimana successiva. Adesso questo è il primo incontro a seguito del rilascio del nuovo applicativo, insomma ne faremo altri sicuramente funzionali rivolti agli operatori e se necessario anche di tecnici.
I link sono quelli che vedete qui e sono invariati ad eccezione del link per accedere a MyPay al back office operatore. Che è diverso da prima. Questo perché per maggiore sicurezza abbiamo preferito separare l'accesso e renderlo, evitare di rendere visibile al mondo intero il link di accesso al back office operatore. I manuali aggiornati alla nuova versione sono pubblicati su MyExtranet. Il link è quello che vedete e comunque già da lunedì scorso dovrebbe esservi arrivata una mail con tutti i link. L'assistenza, per quanto riguarda l'assistenza insomma tecnica, funzionale e soprattutto in questo periodo se ci sono malfunzionamenti, mandare una mail al nostro sistema di assistenza che è contattabile tramite call.center@regione.veneto.it. Va mandata una mail ordinaria, non PEC. Le PEC non possono essere gestite da questo sistema di assistenza e il canale delle PEC non è un canale insomma adatto per ricevere assistenza perché non è compatibile con i tempi necessari per avere un supporto rapido. La PEC deve essere protocollata, poi deve essere smistata all'ufficio competente e servono poi anche dei giorni per riceverla e dei giorni per smistarla e per preparare la risposta. L'indirizzo mail call center vi risponde con un numero di ticket e il ticket poi viene smistato agli operatori dell'assistenza che sono sempre che sono un gruppo che consente di rispondere entro dei termini ben precisi. Quali sono, ripercorriamo insomma le novità del nuovo sistema. Il sistema è stato rinnovato per adeguamento normativo alle regole tecniche Agid e PagoPA e per lo scambio di informazioni sicuro. I servizi di Regione Veneto usano protocollo di comunicazione TLS 1.2. Questo nuovo sistema quindi supporta il TLS 1.2, tuttavia per non mettere in difficoltà i sistemi che ancora non lo supportano, abbiamo rinviato a settembre l'applicazione dell'obbligo di usare il TLS 1.2. Attualmente il sistema attuale consente ancora protocolli inferiori. Poi c'è una nuova architettura generale, la cosiddetta architettura cloud ready, basata su, su sistemi che nascono anche per essere portati in cloud. Un sistema più scalabile, questa nuova architettura quindi consente a caldo di adeguare la potenza diciamo del sistema in base alle richieste. Poi il nuovo sistema prevede la sostituzione delle porte di dominio nell'interazione con PagoPA, cioè non saranno più utilizzate le porte di dominio, ma ci sarà una interazione diretta. L'interoperabilità con gli applicativi rimane inalterata. C'è anche un miglioramento dell'esperienza utente in base agli standard più recenti, quindi gli standard di interfaccia utente, insomma, più comunemente utilizzati da tutti quanti i software più diffusi e ci sono nuove funzionalità.
Le nuove funzionalità sono la possibilità di accedere tramite carta d'identità elettronica. Come forse non tutti sanno, attualmente nella carta d'identità elettronica non è memorizzato l'indirizzo mail della persona, mentre MyPay ha bisogno dell'indirizzo mail per poter recapitare la ricevuta telematica. Quindi questa nuova versione di MyPay consente l'accesso tramite carta d'identità elettronica e quindi nel caso in cui sia la prima volta che il cittadino accede e quindi MyPay non conosce l'indirizzo mail del cittadino, gli viene richiesto e viene memorizzato in un profilo utente. Un'altra funzionalità è la possibilità di avere avvisi validi e pagabili anche per utenti privi di codice fiscale, ad esempio gli stranieri. C'erano alcuni enti che avevano rilevato la difficoltà di non poter caricare flussi di posizioni debitorie nel caso di cittadini stranieri perché questi sono privi di codice fiscale. Adesso con queste nuove funzionalità potranno essere create posizioni debitorie e quindi potrà essere generato lo IUV anche per i cittadini privi di codice fiscale. Abbiamo introdotto poi la gestione del codice fiscale omoconico per i dovuti spontanei standard. Cosa vuol dire? Cos'è il codice fiscale omocodico? È un codice fiscale di una persona che ha gli stessi dati di un'altra persona. Il codice fiscale viene generato in base a un algoritmo ben preciso. Ci sono 3 lettere per il cognome, 3 lettere per il nome, 2 cifre per l'anno di nascita, una lettera per il mese, 2 cifre per il giorno di nascita e così via. Se 2 cittadini hanno stesso nome e cognome, sono nati lo stesso giorno nella stessa città, abbiamo che praticamente ed eventualmente anche il codice di controllo è lo stesso, abbiamo 2 codici fiscali identici per 2 persone diverse. Quindi che cosa fa l'Agenzia delle Entrate in questo caso? Prevede la sostituzione di alcune cifre con lettere, se non ricordo male. Però cosa succede quando un cittadino con un codice fiscale omocodico prova a inserire il suo codice fiscale in un form per pagare uno spontaneo? C'è un controllo sulla correttezza del codice fiscale. Fino a insomma, la settimana scorsa il cittadino con codice fiscale omocodico non poteva proseguire con il pagamento perché veniva rilevato un errore come se fosse sbagliato il codice fiscale. In realtà quello è il suo codice fiscale e lui aveva il diritto di utilizzarlo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo rivisto per i dovuti standard, abbiamo rivisto il software in modo che sia gestito il codice fiscale omocodico. Quindi adesso per i dovuti standard è possibile inserire un codice fiscale omocodico e procedere con la compilazione dello spontaneo. Poi abbiamo introdotto la possibilità per gli operatori di back office che vanno a generare una posizione debitoria puntuale compilando tramite apposita funzionalità per gli operatori di MyPay, vanno a compilare un avviso, vanno a compilare una posizione debitoria per generare, magari stampare un avviso al volo. Abbiamo reso non obbligatoria l'email del debitore, perché magari può essere che l'operatore del comune al cittadino anziano allo sportello
deve stampare, deve consegnargli un avviso di pagamento e il cittadino anziano non ha l'indirizzo mail. Quindi cosa doveva fare fino alla settimana scorsa l'operatore? Magari doveva inserire l'indirizzo mail dell'ufficio a cui recapitare la ricevuta telematica. Adesso non è più obbligatorio l'indirizzo mail del debitore e quindi può procedere, stampare, consegnargliela, consegnare l'avviso e poi il cittadino può andare a pagare presso un qualsiasi PSP, quindi in banca, in posta, dal tabaccaio. E poi come ricevuta avrà quella che gli sarà consegnata dal PSP. Abbiamo introdotto una migliore gestione delle ricevute telematiche, proprio una gestione tecnica, nel senso che per come funzionava prima le ricevute, PagoPA inoltrava le ricevute telematiche a MyPay eh, e se per qualsiasi problema tecnico MyPay non era in grado di recepirle, dopo un tot di tentativi PagoPA non ci provava più. Quindi bisognava andare a contattare direttamente PagoPA quando mancava la ricevuta. Adesso invece col nuovo applicativo c'è un software che ogni tot minuti va a interrogare PagoPA per tutte le ricevute telematiche mancanti. Poi abbiamo introdotto una maggiore flessibilità sull'associazione dei capitoli ai dovuti spontanei. È possibile adesso associare capitoli diversi a uno stesso dovuto quando è presente un menu a tendina, quindi è possibile associare un capitolo diverso ad ogni voce del menu a tendina. Ovviamente per questa, se necessario, questa configurazione va richiesta tramite ticket a call center. E poi infine abbiamo anche potenziato le funzionalità dell'operatore di back office. Abbiamo introdotto un nuovo profilo per l'operatore di back office, il gestore back office Ente, che ha una serie di funzionalità in più rispetto a quello che ha un operatore tradizionale. È necessario quindi anche una maggiore consapevolezza da parte di chi sfrutta questo profilo, perché insomma è un profilo che può andare a modificare alcuni dati anagrafici dell'ente, può andare ad associare dei dovuti agli operatori o disassociarli e poi magari anche più tardi con Simone Vicari vedremo qualcosa in più su queste funzionalità. Facciamo il punto sulla situazione in cui ci troviamo in base alla pianificazione. Abbiamo quindi superato la transizione dal vecchio al nuovo applicativo. Il 27 giugno è diventato operativo il nuovo applicativo. Domani è prevista una nuova interruzione di servizio durante una fascia oraria che di solito è una fascia oraria con un minor numero di transazioni, quindi dalle 13 alle 15. Questa non è una funzionalità che ha un impatto diretto sugli enti se non l'interruzione di servizio necessaria. Quindi questa fase prevista per domani è il superamento della necessità di utilizzare le porte di dominio per il dialogo con PagoPA. Poi la fase successiva è prevista nel weekend da sabato 16 a lunedì 18 luglio, in cui saranno rilasciate le funzionalità necessarie per gestire il nuovo modello 3 multibeneficiario, che è quello per essere insomma
per essere più precisi, quello introdotto per favorire il pagamento della Tari TEFA. Cosa vuol dire? Che l'ente comune, in questo caso, potrà emettere un avviso l'avviso consentirà al cittadino di pagare con quel solo avviso, quindi con un solo pagamento, la parte di Tari che arriverà al comune e la parte di TEFA che arriverà alla provincia. Poi infine per settembre è previsto il completo passaggio a una fascia di sicurezza in linea con gli standard regionali, per cui non saranno più accettati software non aggiornati con il requisito di avere almeno un protocollo di sicurezza TLS 1.2. Qualora questa pianificazione dovesse subire delle variazioni, seguirà una nuova comunicazione. Scusate. Ricordo quanto già detto all'inizio per chi fosse arrivato solo in un secondo momento. Quindi visto che poi vedo che abbiamo visto anche l'altra volta che le domande si ripetevano, il webinar in questo momento è in corso di registrazione, viene registrato l'audio, il video e le domande. Renderemo disponibili il materiale dell'evento, quindi la presentazione che state vedendo e il filmato della registrazione. Risponderemo a tutte le domande, quindi e pubblicheremo online anche le risposte, quindi i manuali sono a disposizione su MyExtranet, convocheremo altri incontri e la documentazione è pubblicata sulla MyExtranet, in particolare per i webinar più recenti nella homepage myextranet.regione.veneto.it. I partecipanti sono molti, adesso vi chiedo la cortesia insomma di inserire le vostre domande nella chat. Penso che sia difficile poter rispondere e poter lasciare intervenire insomma tutti quanti o chi ne faccia richiesta. Proveremo a rispondere alle domande che vengono fatte sulla chat al termine di questa presentazione. Quindi passo la parola al collega Simone Vicari che illustrerà alcuni casi d'uso. Scusate, ho dimenticato volevo fare un cenno insomma a come è andata questa settimana dopo il nuovo rilascio. Abbiamo rilevato la difficoltà di alcuni cittadini a, 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 a scaricare l'avviso di pagamento. Tutto il nuovo sistema si basa su diciamo un modo di agire dei più recenti software. Cosa vuol dire? Che per un oggetto che sto esaminando è previsto un menu che mi consente di fare alcune azioni. Il menu azioni cambia a seconda della situazione in cui mi trovo. Se ad esempio, se sono nel carrello, il menu azioni che è individuato da 3 puntini, se sono nel carrello e quindi se voglio vedere un dettaglio su una posizione che ho nel carrello, cliccando sul menu azioni cosa posso fare? Posso vedere ulteriori dettagli su quella posizione debitoria che ho caricato nel carrello, oppure posso rimuoverla dal carrello, oppure posso anche scaricare l'avviso. Ecco, abbiamo rilevato la difficoltà di alcuni cittadini a trovare facilmente come scaricare l'avviso e quindi
è stato aggiunto un pulsante per poter, che è molto più evidente, che consente di vedere già in un primo colpo d'occhio come fare per scaricare l'avviso. Ripeto però che comunque il menu azioni si ripete su tutta l'interfaccia, quindi sarà a disposizione dell'operatore per andare a vedere il dettaglio dei dovuti, per annullarli, per andare a fare qualsiasi operazione su un qualsiasi oggetto presente su MyPay. Poi abbiamo anche introdotto alcuni fix, insomma ci sono stati alcune situazioni in cui una parte dei software integrati hanno rilevato difficoltà di collegamento. Il problema è stato, insomma, i problemi che quando si sono verificati sono stati subito analizzati il collegamento è stato ripristinato. Poi volevo anche rilevare un'altra questione che riguarda invece MyPivot. Alcuni ci hanno segnalato insomma, che giustamente non si trovano alcune rendicontazioni in MyPivot e questo malfunzionamento è stato prontamente preso in carico e entro insomma, a brevissimo sarà risolto. Quindi sicuramente tra di voi ci sarà qualcuno che ha questa domanda, quindi l'anticipo e la rendo, insomma, la rispondo per tutti quanti. Quindi lascio la parola a Simone Vicari per vedere alcuni casi d'uso. Grazie Maristella, provo a condividere lo schermo. Allora, vediamo insieme alcuni casi d'uso su MyPay e MyPivot. Saranno divisi in 4 parti. Una prima parte su casi d'uso cittadino, una seconda parte sui casi d'uso dell'operatore di MyPay, una terza fase sul ruolo del gestore del back office e una quarta fase relativa all'operatore MyPivot. I casi d'uso per MyPay cittadino sono l'esigenza di un utente che non è autenticato al sistema, che partendo da un dovuto di tipo spontaneo vuole scaricare un avviso di pagamento. Il secondo caso d'uso è quello del cittadino non autenticato che vuole effettuare un pagamento online, quindi a partire da una di quelle voci di pagamento spontaneo. E un terzo caso d'uso relativo a come cittadino che voglio accedere in modo autenticato al sistema MyPay. Partiamo dal caso d'uso iniziale, ossia il cittadino non autenticato che vuole scaricare un avviso di pagamento partendo da un pagamento di tipo spontaneo. La prima cosa che gli apparirà al cittadino accedendo sul portale MyPay sarà l'home page, in cui potrà scegliere tra avvisi di pagamento e altre tipologie di pagamento, che sono i 2 bottoni che trovate sia nel menu in alto, sia come bottoni sulla parte in basso, avvisi di pagamento e altre tipologie di pagamento. In questo caso l'utente sceglierà altre tipologie di pagamento e gli verrà caricata questa pagina in cui dovrà scegliere prima l'ente su cui fare il pagamento e quindi selezionare una delle voci che mette a disposizione quell'ente come pagamento cosiddetto spontaneo. Come esempio ho preso l'ente Regione del Veneto e tra le tipologie di pagamento ho preso la licenza di pesca dilettantistico sportiva di validità
di un anno. A questo punto, come utente, clicco su Procedi e questo mi porterà alla maschera di inserimento dati. Qui la pagina si presenta in questo modo. Ho provato a fare uno zoom sulla parte del modulo da compilare, in cui vengono chiesti alcuni dati, tra cui nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, comune di residenza, provincia di residenza. L'importo in questo caso per questa tipologia di dovuto è fisso a 34 euro, secondo disposizioni regionali. E compilati questi campi si inseriscono i dati dell'intestatario di questo pagamento. E una volta inseriti questi dati si può fare aggiungere al carrello. In questo caso si può inserire l'email relativa all'intestatario, come no, perché non è obbligatoria. Vediamo cosa succede. Una volta inseriti i dati, abbiamo il dettaglio su cui vengono mostrate le indicazioni, quindi a chi è intestato il dovuto. Qui ho cancellato alcuni dati, e il dovuto con alcuni campi e quei 3 puntini legati alle azioni su cui posso procedere. Qui, rispetto alla versione che abbiamo rilasciato lunedì scorso, abbiamo aggiunto questo bottone stampa avviso pagamento per semplificare l'esperienza utente del cittadino che vuole fare la stampa dell'avviso. Una volta che clicco sul bottone stampa avviso di pagamento, però mi chiede prima di validare l'email, quindi mi manda un codice di verifica nell'email che io ho inserito nei miei campi come pagatore, e mi permette quindi, una volta ricevuto questo codice di 6 cifre, di procedere a scaricare l'avviso. Compare il bottone scarica avviso e dopo aver inserito appunto il codice mi parte in automatico il download dell'avviso. Se sullo stesso avviso, sulla stessa modalità di pagamento, voglio invece procedere al pagamento online, dovrò compilare i campi del versante e quindi procedere su avanti. Questo mi permetterà di arrivare al riepilogo del pagamento, in cui vedo i miei dovuti e posso procedere al pagamento online. Posso anche decidere in questo momento, come utente non autenticato, e questa è una differenza rispetto al MyPay precedente, di aggiungere sullo stesso carrello anche più posizioni debitorie, fino a 5 posizioni debitorie, e procedere al pagamento online come cittadino non autenticato di tutte e 5 le posizioni. Questa era una funzionalità che prima era a disposizione solo per l'utente autenticato, adesso l'abbiamo messa a disposizione anche per chi non è autenticato. Una volta che avrò inserito il mio carrello con una o più posizioni, potrò quindi procedere con il pagamento online. Quando clicco procedi con il pagamento online, finirò sulla pagina chiamata WISP di PagoPA. WISP sta per Wizard Interattivo per la scelta del PSP. E quindi da qui in poi diciamo che l'esperienza utente è quella che ha partendo da qualsiasi sito in cui atterra sulla pagina di PagoPA. Da qui in poi non presento nessuna immagine, perché il pagamento non è cambiato, non c'entra nulla con la parte di MyPay, e non ve lo mostro. Diciamo che da qui in poi il cittadino potrà scegliere fra 3 diverse modalità di pagamento. Potrà scegliere di pagare con carta di credito o di debito, potrà scegliere di fare un pagamento con paga in conto, o potrà scegliere altre tipologie di pagamento, tra cui c'è iConto, c'è Satispay, c'è PayPal.
E con questo abbiamo visto in pratica prima come il cittadino può scaricarsi un avviso oppure può procedere con il pagamento online. Vediamo adesso come il cittadino invece può accedere al sistema e cosa vede una volta che ha fatto l'accesso. Allora, il bottone per accedere all'area personale è qui in alto ed è accedi all'area personale. Una volta che l'utente clicca su accedi all'area personale, gli verrà rappresentata la possibilità di scegliere diciamo 3 diversi canali di ingresso. Il primo canale di ingresso è utilizzare l'account speed personale, quindi c'è il classico bottone dello speed in cui si sceglie il proprio gestore dell'identità, poste, scelte, eccetera, e si procede con l'inserimento dei dati. E abbiamo altre 2 possibilità. Una è l'utilizzo della CIE 3.0 con la gestione del campo email, così come ha spiegato prima Maristella Bolgan, e poi abbiamo il bottone che era presente anche prima, che era utilizza la CIE 2.0 o la CNS. E quindi si può procedere con una di queste 3 diverse opzioni per l'autenticazione. Una volta che l'utente accede al sistema MyPay come cittadino autenticato, avrà a disposizione una bacheca dei pagamenti che mostrerà 4 card, ossia questi 4, diciamo, queste 4 sezioni. Nella prima troverà le posizioni aperte, su cui ha un pagamento in attesa e di cui potrà procedere a fare il pagamento. E qui gliene vengono mostrate alcune, quindi fino a 3, ne mostrerà il sistema e poi visualizza tutti i dovuti, mostrerà tutte le altre posizioni aperte. In questo caso ne mostra solo 2, vuol dire che non ce ne sono altre. Sullo storico delle transazioni vengono visualizzati l'elenco dei pagamenti effettuati e quindi possiamo utilizzare l'accesso a questo storico transazioni, ad esempio per scaricare una ricevuta telematica che magari non riusciamo a trovare o che ci serve per dimostrare un qualche pagamento effettuato. Abbiamo poi la possibilità, come cittadino autenticato, di procedere al pagamento di un avviso di pagamento oppure di procedere al pagamento di altre tipologie di pagamento e quindi pagamenti spontanei come cittadino autenticato, in cui alcuni campi saranno già precompilati in quanto vengono presi dai dati che il cittadino ha inserito in fase di autenticazione. Con questa pagina ho finito la parte di casi d'uso del MyPay per il cittadino autenticato e prima abbiamo visto quello non autenticato. Passiamo adesso ai casi d'uso dell'operatore MyPay. In questo caso voglio presentarvi una funzionalità che abbiamo messo a disposizione dell'operatore di MyPay, ossia la possibilità di stampare e di inserire e di stampare un avviso relativo a una posizione debitoria. Questo caso d'uso si ha spesso quando il cittadino arriva allo sportello, deve fare un pagamento, ma o non è in grado di andare come cittadino a fare il giro che abbiamo visto prima, perché magari non ha l'email, perché magari non è avvezzo all'uso di dispositivi elettronici e quindi ha bisogno di un'assistenza e quindi diciamo l'operatore allo sportello può inserire una posizione debitoria puntualmente e fornire all'utente un avviso di pagamento che può quindi una volta avuto l'avviso, l'utente può pagare con metodi tradizionali, ad esempio può pagarlo in contanti presso uno dei prestatori di servizi di pagamento che aderiscono al sistema PagoPA. Ad esempio può andare in una tabaccheria o in una ricevitoria ed effettuare il pagamento in quel modo, quindi anche pagando con
con contanti. Vediamo il primo caso, ossia inserimento in una posizione debitoria, utilizzando il link che ha mostrato prima Maristella e che ho riportato nella chat. L'operatore arriva su questa pagina di login. Qui ci sono delle brevi istruzioni su come fare login. Rispetto a prima è cambiato il link da cui si arriva, ma le modalità di accesso sono le stesse, per cui una volta cliccato sul bottone accedi comparirà la schermata che eravamo abituati a vedere prima, ossia oltre ai 3 bottoni che ho presentato prima per l'accesso del cittadino, abbiamo anche la possibilità di utilizzare il sistema federato di identificazione della Regione Veneto, in quanto in questo caso verremo riconosciuti come operatori. In questo caso quindi abbiamo in più il tasto Entra con MyD che ci permette di avere la stessa esperienza utente che avevamo in precedenza. Quindi inseriamo le nostre credenziali e atterriamo sull'home page in cui abbiamo 2 card, in cui quindi possiamo scegliere se fare gestione flussi oppure gestione dovuti. In questo caso, secondo il nostro caso d'uso, andremo su gestione dovuti, quindi sulla seconda card. La seconda card ci presenta una form di una maschera per la ricerca dei dovuti e possiamo fare una ricerca tra i dovuti online cliccando qui restando online oppure cliccando e scegliendo archivio. Allora nelle posizioni online troveremo tutte le posizioni aperte per il nostro ente che abbiamo selezionato. Sulla posizione archivio troveremo tutte le posizioni chiuse, ossia quelle pagate oppure quelle che sono state transazioni senza l'effettivo pagamento. Quindi in quel caso la posizione debitoria poi è tornata ad essere pagabile. In questo caso noi vogliamo inserire una posizione debitoria e quindi andiamo sul tasto qui in basso che si chiama Inserisci. Cliccando sul tasto Inserisci otteniamo una maschera per l'inserimento della posizione debitoria. In particolare su questa maschera, oltre ai dati che ci aspettiamo, insomma, qui ho zoomato la prima parte e oltre alla tipologia di ente che in questo momento non si può cambiare perché l'ho già scelta prima, ho la possibilità appunto di scegliere la tipologia del dovuto su cui fare l'inserimento della posizione debitoria e poi l'anagrafica e il tipo di soggetto che vado ad inserire, quindi se fisica o giuridica. E dopodiché ho la possibilità di inserire il campo mail. Come già accennato prima da Maristella Volgan, in questo caso l'email non è un campo obbligatorio. Qui i campi obbligatori sono indicati con l'asterisco. Quindi per creare questa posizione debitoria, prima con la vecchia versione di MyPay dovevo inserire obbligatoriamente in questo caso come operatore una mail e spesso capitava che la persona, lo sportello non avesse alcuna mail e quindi spesso l'utente allo sportello inseriva l'email dell'ente. In questo caso non è più obbligatoria, per cui questa fase si può anche omettere. E nella seconda parte della form abbiamo gli altri campi, che in questo caso questi non sono obbligatori. Abbiamo obbligatorio l'importo, possiamo settare una data di scadenza e una causale. La causale sarà importante, insomma, perché sarà poi quella che verrà passata sulla ricevuta telematica, per cui quella va scritta bene. E ovviamente su questo non vengo a spiegarvi nulla perché è esattamente quello che già fate. E il bottone importante in questo caso per il nostro caso d'uso è la casella, più che il bottone, la casella in cui noi possiamo mettere un flag, una spunta, in cui diciamo al sistema: per questa posizione debitoria che ti sto caricando, generami l'avviso di pagamento. Una volta inseriti i dati, fatto il check sulla casella, si abiliterà il bottone salva e potremo procedere
con la stampa con il bottone per scaricare l'avviso. In questo caso non vi ho riportato tutta la maschera compilata, vi ho riportato solo la parte finale in cui viene aggiunto lo UV che ha generato automaticamente il sistema MyPay e il bottone per il download. Appena ci posizioniamo sopra compare scarica avviso di pagamento e ci permette di effettuare lo scarico dell'avviso di pagamento, in cui viene scaricato un PDF con tutti i dati che abbiamo riportato nella maschera, organizzati secondo le indicazioni di PagoPA, viene aggiunto e creato al volo anche il QR code che permette di leggere quella posizione debitoria, ad esempio alle ricevitorie, all'app Io, eccetera. E quindi possiamo dare all'utente, una volta stampato fisicamente con una stampante, un documento che permette all'utente di effettuare il pagamento. Ok. Adesso ci spostiamo su una nuova funzionalità che è stata aggiunta con questa versione. Da diversi enti ci è giunta l'esigenza di poter gestire in autonomia alcune parti relative al proprio ente e vediamo cosa abbiamo fatto. Allora, è stato aggiunto un nuovo ruolo che è stato chiamato ruolo del gestore del back office che dà accesso ad alcune funzionalità. Come richiedere questo ruolo? Allora, al momento il referente del prodotto, quindi quella persona che è stata indicata sui documenti che rappresenta quel prodotto per noi, ci invia un'email all'indirizzo del call center e ci dà l'elenco degli operatori che devono acquisire il ruolo del gestore di back office. Quindi ci darà nome e cognome, codice fiscale, eventualmente anche l'email di queste persone che dobbiamo aggiungere. Noi daremo quel ruolo a una o più persone che ci indicherà il referente del prodotto e queste potranno fare delle operazioni che fino a poco tempo fa invece erano in carico direttamente a Regione Veneto. Il ruolo non è obbligatorio, è una facilitazione che diamo agli enti. Di solito gli enti più strutturati ci hanno chiesto più volte la possibilità di intervenire direttamente sulla gestione senza dover passare per il call center. E vediamo le funzionalità che diamo a disposizione. Allora, una volta che l'utente che ha ricevuto il ruolo gestore del back office accede alla parte di MyPay operatore, avrà in più questo bottone che si chiama back office e nella descrizione abbiamo scritto: in questa sezione potrai amministrare enti, utenti e tipo dovuto. Allora, quello che succede cliccando su quel bottone ti porta in questa maschera successiva in cui viene descritta con più dettaglio la funzionalità e cliccando su Vai ci porta sulla prima fase. In questo caso la prima cosa da fare sta a selezionare l'ente che dobbiamo gestire, perché potremmo essere gestori di più enti. Per cui sceglieremo l'ente e andremo a selezionarlo dalla lista. E qui ho inserito ad esempio il Comune di Padova, qui mi compare Comune di Padova, dalle azioni faccio visualizza dettaglio e accedo al dettaglio dell'ente. Cosa trovo? Qui la schermata era un po' lunghetta, quindi l'ho divisa in più parti. Allora, tanto il percorso che ho fatto, cliccabile, posso tornare indietro, poi ho il dettaglio dell'ente, qui ho l'ente che sto, diciamo, amministrando come gestore del back office e ho 4 tab diversi. Li analizzeremo tutti e 4. Adesso vi faccio una carrellata, poi eventualmente se fosse bisogno approfondire, approfondiremo. Comunque abbiamo l'anagrafica, lista tipi dovuto, lista operatori, lista funzionalità. Vediamo cosa vedo sull'anagrafica e cosa posso fare. Allora, sull'anagrafica, in questo caso mi pare di averla spaccata in due, quindi questa è l'anagrafica come pagina generale,
quindi non ci stava nonostante abbia tagliato leader e footer. Quindi sulla prima parte ho la visualizzazione di questi dati e posso andare in modifica su email di ricezione e sull'IBAN di accredito. E poi le modifiche vengono registrate con la data. Sotto ho la possibilità di vedere tutti i diversi campi e su questi posso intervenire su tutti, tra cui ad esempio l'avviso in multilingua. Posso decidere se stampare l'avviso solo in italiano oppure in italiano e inglese, e forse anche in italiano e tedesco. Ok, qui ci sono altri dati, qui c'è il campo informazioni ente. Questa per il primo tab che era anagrafica. Per lista dovuto, allora in questo caso ho la possibilità di ricercare tutti i dovuti dell'ente e procedere. Qui ho un elenco, come vedete e come vi aveva già annunciato Maristella, le form, poi all'interno quando abbiamo un elenco tabellare, le tabelle poi si assomigliano tutte, quindi hanno dei campi e di solito per questioni di user experience non possiamo mettere troppi campi qui, e abbiamo poi un campo azioni che mostra tutte le azioni che posso fare. Se ci fossero più campi a disposizione avremo poi una freccetta che ci permette di vedere tutti gli altri campi che in qualche modo sono nascosti. E quindi qui abbiamo la possibilità di vedere i tipi dovuto e di filtrarli, perché ovviamente in questo caso ce ne sono 64, qui ero in ambiente di collaudo, e ho la possibilità appunto di filtrarli e ricercarli e appunto di gestirli. Allora, qui ho provato a fare uno zoom solo sulla tabella, ho la possibilità di vedere i dettagli del dovuto e di disabilitare il dovuto e registrare il cambio, di vedere il registro del cambio di stato, ossia quando sono state fatte le variazioni. Adesso qui non vedete niente perché ovviamente il dovuto è stato caricato, diciamo che è per la prima volta. Poi quando cominceranno a esserci delle modifiche, quindi cambia lo stato perché l'ho disabilitato oppure l'ho riabilitato perché ho dovuto riabilitarlo, qui troverete anche le date. E queste sono appunto le azioni. Qui vado sul dettaglio tipo dovuto, quindi qui sono qui me lo ricorda, insomma, lista tipi dovuto, la prima parte, la parte in alto, quando clicco sul dettaglio del dovuto, ho scelto il dovuto che si chiama altro per il comune di Padova, mi mostra due sottotab, anagrafica e lista operatori. L'anagrafica mi mostra il codice di dell'ente, il codice, la descrizione, e poi le informazioni legate alla tassonomia PagoPA, quindi la macro area, il tipo di servizio, motivo di discussione, codice tassonomico, questi sono proprio dati di PagoPA. Sulla seconda parte, quindi come se scrollassi su questo dettaglio tipo dovuto, trovo eventualmente l'IBAN di accredito di poste che posso inserire, l'IBAN di accredito del PSP. Qui vedo la causale, questo è un campo importante per i dovuti spontanei. Qui posso settare un dovuto predefinito. Qui poi ci sono diversi campi che analizzeremo insomma, con più dettaglio. Adesso non voglio elencarveli tutti per non darvi troppe informazioni, diciamo, in questa prima carrellata, ma che potremo affrontare tranquillamente in un webinar di approfondimento. E ci sono tutte le configurazioni che possono essere gestite. Una volta effettuate le modifiche dei campi che permettiamo di essere modificati, facciamo clic su salva e permette insomma di modificare il tipo dovuto. Quindi non è che abbiamo solo la possibilità di attivarlo oppure no, ma abbiamo anche la possibilità di fare alcune personalizzazioni. L'altro tab ci mostra quali sono gli operatori presenti che hanno la possibilità, cioè ci mostra tutti gli operatori dell'ente
e per ciascuno ti dice se è abilitato o disabilitato per questo tipo di dovuto. E quindi ho la possibilità di spuntare direttamente quali operatori del mio ente possono vedere oppure non vedere questa tipologia di dovuto. Spostandoci poi sul terzo tab, ho la possibilità di vedere tutti gli operatori e disattivarli direttamente, quindi ho la possibilità di disattivare oppure abilitare a tutti i dovuti direttamente l'operatore. Prima ero tipo dovuto, adesso sono a livello di ente. Questo per raccontarvelo, anche qui eventualmente si può approfondire chi utilizzerà questa funzionalità, insomma, verrà guidato all'inizio su come effettuare le informazioni. Comunque qui abbiamo la possibilità di abilitare un determinato operatore a tutti i dovuti oppure disabilitarlo. Questo diciamo in modo generale. Sulla parte precedente posso andare più di fino e posso decidere a quali dovuti deve essere abilitato oppure no. Il campo qua che vedete che si chiama amministratore mi dice se quel particolare utente ha il ruolo gestore del back office. Ok, su lista funzionalità infine abbiamo soltanto una vista di quali sono le funzionalità che sono e in quale stato sono per l'ente. Queste sono le funzionalità, pagamento spontaneo ad esempio abilitato, eccetera, ente pubblico abilitato. Qui non abbiamo dato nessuna azione al gestore del back office. Adesso possiamo fare una veloce carrellata su MyPivot, la farò veramente veloce e approfondiremo in seguito poi la parte di MyPivot qualora ci fosse l'esigenza in un webinar diciamo successivo. E qui vediamo i casi d'uso, sono l'accesso e le differenze grafiche rispetto a prima. La pagina di accesso, il link è lo stesso, qui è cambiata l'interfaccia, è simile a quella di MyPay. Cliccando sul link si arriva alla scelta uguale a prima, uguale a quella di MyPay operatore col bottone MyD, e in più rispetto a Speed, Intraconcie e 2.0 CNS. Andando avanti vi faccio vedere semplicemente come cambia. Abbiamo visto come accedere, adesso vediamo dopo l'accesso come cambia rispetto a prima. Prima avevamo un'interfaccia tabellare con tutti i tab, adesso abbiamo le card, come abbiamo visto questa è una delle modalità che vedremo spesso, quindi le card per le funzionalità, e poi anche in questo caso che visualizzazione aveva tutte queste funzionalità, sono state trasformate tutte in card con delle descrizioni. Una volta raggiunto la ricerca più la tabella, si trasforma diciamo in qualche modo in questa tabella con questi dettagli ok, questa è un po' una prima vista del dettaglio. E questa parte l'ho spiegata meglio nel primo webinar, qui la sto solo riprendendo, la passo più veloce. Cliccando sulle freccette qui ho la possibilità di vedere il dettaglio, su azioni ho la possibilità di espandere tutto il dettaglio. E quindi una volta messo il dettaglio di una specifica ho tutti i dati specifici di quel dettaglio. Prima era così, adesso è diventata così. Con questo mi fermo, ovviamente su MyPivot ho già visto prima in chat che c'era insomma l'esigenza di approfondire, e approfondiremo probabilmente con un altro webinar nelle prossime settimane. Qui mi fermo, lascio la parola a Maristella. Sì, grazie Simone. Adesso proviamo, allora sono già le 11 e siamo andati insomma un po', siamo andati un po' lunghi tenendo conto del numero delle domande che ci sono in chat.
Adesso proverò a rispondere a qualcuna, insomma, e poi come già detto all'inizio, le risposte alle altre le pubblicheremo sulla MyExtranet. Ringrazio Simone, che so che adesso ha un'altra call tecnica, e quindi se si vuole staccare, insomma, lo ringrazio, insomma, lo lascio proseguire sull'altro fronte, e intanto io rispondo, insomma, per quello che posso, comincio un po' a rispondere, facciamo una decina di minuti di risposta alle domande, e poi il resto le troverete sulla MyExtranet. Grazie mille Maristella e un saluto a tutti. Grazie Simone. Dunque, vedo insomma tra le domande ce ne sono diverse relative alle rendicontazioni aggiornate su MyPivot, aggiornate al 24 giugno. Come dicevo all'inizio, forse qualcuno poi è arrivato dopo, è un malfunzionamento che riguarda tutti gli enti, che riguarda le rendicontazioni che arrivano a MyPay e che devono essere visualizzabili anche su MyPivot, perché poi MyPivot consente la riconciliazione. Abbiamo ben presente che si tratta di una situazione che va risolta in fretta, perché ci sono le scadenze relative alla dichiarazione IVA. La soluzione è già stata individuata ed è già stata rilasciata, per vederne i risultati. Servirà insomma qualche ora, e anche per, insomma, per testarla, quindi io conto che al massimo per domani mattina dovreste riuscire a vederle. Comunque sappiamo che è una situazione, insomma, che non può essere più non può protrarsi più a lungo di così, e ci stiamo lavorando notte e giorno, weekend compresi, quindi conto sulla vostra comprensione. Poi qualcuno chiedeva il link, so che appunto è stato messo in chat, poi c'è anche nelle slide il link a MyPay Operatore. Poi c'è qualcuno che parla di una PEC inviata per una cosa urgente. Ripeto, insomma, quanto ho già detto all'inizio, le PEC, insomma, potete inviarle, siete liberi di inviarle, è giusto inviarle perché sia tracciato anche in maniera più formale una situazione di difficoltà da parte dell'ente. Il canale per effettuare richieste di assistenza è la mail ordinaria a call.center@regione.veneto.it. Questo è il canale che consente di prendere in carico il problema con maggior velocità. La PEC a volte viene smistata all'ufficio competente anche con un giorno di ritardo. Poi ora che viene costruita la risposta, fatta firmare al direttore, il direttore deve essere disponibile per la firma digitale, possono passare dei giorni, e quindi vi chiedo cortesemente di mandare mail ordinaria a call.center@regione.veneto.it, perché questo sistema, insomma, di assistenza del call center non gestisce le PEC. Poi una richiesta di se è prevista formazione sulle problematiche relative a anomalie sull'indicazione pagamenti. Siccome diceva prima il collega Simone Vicari, nelle prossime settimane possiamo fare dei webinar di approfondimento su MyPivot. Qualcuno chiede se sono disponibili i web services MyPay per lo scarico delle RT.
da quanto mi risulta, dovrebbero essere disponibili. Insomma, non è cambiato niente rispetto a prima, quindi web services che erano disponibili prima lo sono anche ora. Sempre sul mancato aggiornamento di MyPivot. Con il nuovo modello 3 sono previste variazioni agli standard dei flussi che di solito invidiamo. No, non sono previste variazioni agli attuali standard dei flussi. È previsto una nuova versione di flusso che può essere facoltativamente utilizzata. Quindi se io se devo caricare delle posizioni debitorie che prevedono la gestione nuovo modello 3, quindi tipo esempio quella della Tariteffa, ci sarà una nuova versione del flusso che sarà possibile utilizzare. Ricordo comunque che il nuovo modello 3, le specifiche per l'utilizzo del nuovo modello 3 saranno messe a disposizione con la fase 3 della migrazione, quindi quella prevista per metà luglio. Una domanda: le ricevute pago PA per il modello 1 non riuscivamo mai a visualizzare con il nostro applicativo Alley. Con questa implementazione sarà possibile? Non mi è chiaro insomma la domanda per come è scritta. Chiedo cortesemente di aprire un ticket a call center allegando possibilmente l'esempio. Segnalo che comunque il formato delle ricevute telematiche non è cambiato, quindi rimane invariato. Quindi quello che prima, per come era fatta prima, rimane uguale anche adesso. In relazione alla funzione prenota export presente nella sezione flussi RT, si chiede se è possibile togliere l'obbligatorietà del campo tipo dovuto o in alternativa prevedere l'opzione tutti i tipi dovuto in modo da poter fare la richiesta per tutti i tipi dovuto senza doverli selezionare uno a uno. Allora, questa cosa è volutamente limitata perché comprenderete che se lasciamo la libertà a qualsiasi operatore di prenotare degli export enormi, il sistema insomma non sarebbe disponibile a tutti. Voglio dire, se gli faccio fare delle estrazioni troppo pesanti, a parte che comunque l'operatore si troverebbe a dover attendere parecchio tempo, ma questo metterebbe in difficoltà anche gli altri enti perché poi il sistema dovrebbe concentrarsi, dovrebbe spendere molta capacità di elaborazione per soddisfare questa richiesta. Poi c'è un ente che segnala, una collega di un ente che segnala malfunzionamenti nella integrazione con la piattaforma Euro Ristorazione per i pagamenti di refezione scolastica. Poi ci sono anche difficoltà a rendicontare pagamenti. Beh, la difficoltà a rendicontare pagamenti è legata insomma a quella problematica di cui abbiamo parlato all'inizio, insomma relativa all'importazione in MyPivot. Per quanto riguarda invece malfunzionamenti eventuali su una integrazione di un software, vi chiedo Sima di sollecitare il fornitore a mettersi in contatto con l'assistenza tecnica, quindi aprire un ticket e il fornitore poi sarà indagata insomma la causa del problema e eventualmente sarà fissato un incontro con i tecnici, sia gli sviluppatori sia invece quelli che seguono anche i sistemi, perché insomma i team sono diversi con specializzazioni diverse
e quindi eventualmente sarà fissato un incontro con i vari tecnici in modo da fare troubleshooting sul problema e anche con l'analisi dei log puntuali corrispondenti a un tentativo che non è andato, che non è terminato con successo. Poi qualcuno chiede se le modifiche apportate richiedono particolari interventi per l'interfacciamento con gli applicativi adottati dall'ente. Anche qui, insomma, ripeto, le modifiche apportate non hanno avuto nessuna cioè non c'è stata nessuna modifica dei web services messi a disposizione. Quindi quello che web services che veniva invocato prima dal software integrato è lo stesso anche ora. Abbiamo rilevato tuttavia questa settimana nel caso di alcuni software, insomma una minima parte di quelli che sono integrati con MyPay e MyPivot, abbiamo rilevato alcuni malfunzionamenti, sono stati segnalati alcuni malfunzionamenti che sono stati insomma prontamente presi in carico e risolti. Evidentemente insomma il fornitore non aveva avuto il tempo, il modo, oppure non era emersa questa situazione in ambiente di collaudo e poi la situazione di malfunzionamento è emersa in ambiente di produzione, quindi già in esercizio, tuttavia insomma il ticket è stato preso in carico prontamente, la segnalazione è stata gestita e il problema è stato risolto. Poi qualcuno chiede, con il back office perché l'anagrafica degli utenti non rimane memorizzata ma devo ricrearla ex novo? Qui sarebbe necessario anche qui aprire un ticket fornendo la schermata e chiedere eventualmente maggiori indicazioni. Poi qualcuno fa cenno alla richiesta di esprimere le preferenze sui cookie. Cioè al primo accesso al nuovo sistema MPay vengono richieste le preferenze sui cookie. Questo è un adeguamento a una norma di legge che prevede, insomma, come sapete, ve ne sarete accorti anche voi navigando insomma, sui vari sistemi, che tutti quanti i siti vi chiedono di esprimere la preferenza sui cookie la prima volta che accedete al sistema o comunque ogni volta che le preferenze vengono azzerate. MyPay per quanto riguarda la parte rivolta al cittadino, per la gestione dei pagamenti spontanei prevede un sistema di gestione dei reCAPTCHA Google che tende a evitare che il sistema venga utilizzato da software malevoli. Quindi questo Google reCAPTCHA va in automatico a indagare se chi utilizza il sistema è un umano oppure una macchina. Nella versione precedente avevate quella finestra che a volte magari è abbastanza seccante, in cui vi veniva chiesto ogni volta di selezionare i semafori, le strisce pedonali, le barche, le autovetture. Ecco, questo nuovo sistema di Google reCAPTCHA è più recente, più aggiornato, quindi non verrà più chiesto al cittadino di selezionare le barche, gli idranti e i semafori, ma deve accettare all'inizio l'utilizzo di questi cookie. Che non sono obbligatori, però sono insomma funzionali solo per la parte della compilazione di un dovuto spontaneo. Questa settimana ho riscontrato la difficoltà nel riconciliare gli incassi pago PA.
prima MyPivot, gestione flussi, importa flussi, giornale di cassa OPI, caricavo il file con estensione XML e ora richiede il formato zip. Potete spiegare il motivo? Allora, se per cortesia anche questa collega apre un ticket a call.center@regione.veneto.it spiegando insomma esattamente come faceva prima e come succede ora e eventuali schermate avrà una risposta. Poi c'era altro, perché vedo che alcune domande si ripetono. Ho notato che prima dell'aggiornamento avevo il dovuto default, ora non lo visualizzo più. Beh, il dovuto default è un dovuto tecnico di sistema, è normale che non venga visualizzato, mi sembra strano che venisse invece visualizzato dall'operatore, quanto mi risulta. Poi magari anche qui se aprite un ticket magari verrà data una risposta più puntuale. Poi qualcuno dice che non visualizza più i pagamenti storici dei dovuti e sparisce dalla possibilità della selezione delle ricerche. Se notate, insomma, anche durante l'esposizione Simone Vicari, nelle ricerche, insomma, dei dovuti da pagare o pagati, è sufficiente fare la ricerca online per quelli aperti da pagare e nell'archivio invece per quelli chiusi, pagati. Poi c'era una precisazione di un collega che parla del codice fiscale omocodico, che io sappia in caso di omocodia del codice fiscale viene scritto un carattere alfabetico nel gruppo di 3 cifre che indicano il comune di nascita verso la fine dei 16 caratteri. È corretto, a volte se non è sufficiente quelle 3 cifre si prosegue verso sinistra andando a sostituire le cifre con lettere anche per le cifre relative al giorno e all'anno di nascita. Se ci sono due codici fiscali, poi dice se ci sono due codici fiscali uguali, vuol dire che uno non è stato creato dal Ministero delle Finanze e non è valido, questo so. È corretto, forse prima mi sono spiegata male. Se ci sono, non ci possono essere due persone con lo stesso codice fiscale uguale, ma il Ministero delle Finanze, in questo caso, quando due persone nascono nella stessa città, nello stesso giorno, e il codice di controllo è uguale, assegnano sarebbe uguale, assegnano due codici fiscali diversi e sono i cosiddetti codici fiscali omocodici. E poi qualcuno dice nella stampa dell'avviso di pagamento chiede chi è l'intestatario, se è chi deve pagare o chi deve ricevere. Nella terminologia PagoPA, che è la terminologia che ricorre dappertutto, l'intestatario del debito è chi deve pagare, invece chi incassa è l'ente creditore. Quindi ogni volta voi come operatori degli enti siete operatori dell'ente creditore che deve incassare, mentre l'intestatario del debito o della posizione debitoria è chi deve pagare e quindi se so che un cittadino deve pagare un permesso di raccolta funghi, sarà il suo nominativo a dover essere indicato come intestatario del permesso. Poi un'altra domanda sulla mail che non è obbligatoria, come poi comunque l'ha spiegato anche Simone, la mail non obbligatoria è nel back office, cioè quando l'operatore che è un utente di MyPay, un operatore di MyPay, entra nel back office e inserisce una posizione debitoria puntuale.
Poi rispondo a un'ultima domanda, poi direi che possiamo chiudere, sono già le 11:20, le altre domande le potrete trovare insomma pubblicate con le relative risposte, dateci il tempo insomma di elaborare un documento che abbia un po' di senso. Come cittadino autenticato posso eliminare una o più posizioni aperte? Allora, una posizione aperta è una posizione da pagare. Quindi capirete che il cittadino non ha senso che possa chiudere una posizione. Cioè, la posizione viene caricata dall'ente creditore. Se io so che Tizio deve pagare un tributo, io come operatore dell'ente che gestisco quel tributo carico la posizione debitoria e la posizione debitoria è aperta, cioè pagabile. Quindi se il cittadino potesse entrare e eliminarla, insomma, il sistema avrebbe qualche falla. L'unico modo con cui il cittadino può far cambiare stato a una posizione aperta è quello di pagarla, quindi passerà dalle posizioni aperte allo storico delle transazioni, quindi diventerà una posizione chiusa. Nel caso in cui l'ente creditore, ad esempio, capita che l'ente creditore ha caricato una posizione con una scadenza, con un importo, con una scadenza tra 3 giorni e magari un'altra posizione con un altro importo, con una scadenza successiva, può essere che rimanga temporaneamente, insomma, a seconda di come viene gestita questo pagamento, può essere che la posizione rimanga aperta, quindi è l'ente creditore che deve provvedere a chiudere una posizione aperta che non sia più dovuta. Quindi e per ente creditore intendo l'operatore dell'ente che gestisce le posizioni debitorie per quel dovuto. Quindi quindi il cittadino si dovrà rivolgere all'ente se trova una posizione debitoria che a lui risulta pagata e l'ente insomma dovrà eventualmente verificare se effettivamente quella posizione è pagata e entrare nel back office e chiuderla eventualmente. Ok, io quindi direi che insomma sono le 11:23, possiamo chiudere, vi ringrazio per la partecipazione e ci diamo appuntamento insomma per un prossimo webinar e riceverete insomma una comunicazione in merito in base magari anche a come alle richieste che sono pervenute, insomma ci focalizzeremo sugli argomenti più diciamo, più votati, ecco, che necessitano di maggiore approfondimento e riceverete quindi una mail con i prossimi webinar. Domani vi ricordo che c'è l'interazione di servizio dalle 13 alle 15, se potete insomma anche informare, ricordare agli uffici a contatto col pubblico di questa interruzione di servizio in modo che non ci sia impreparazione. Ecco. Quindi ringrazio tutti per la partecipazione e alla prossima volta e grazie ancora per la collaborazione. Buona giornata a tutti.